Sono gli anziani le vittime prescelte dai truffatori. Il loro obiettivo è avvicinare e raggirare le persone più fragili, quelle che danno fiducia a prescindere, solo perché non pensano alla cattiveria di certi soggetti. Sono tante, troppe le truffe che vedono gli anziani finire in queste trappole. Quando se ne accorgono, a volte è già troppo tardi e lascia in loro un senso di vuoto e shock. C'è un'attenzione molto alta da parte dei comandi dei carabinieri del comando provinciale di Treviso su questo tipo di reati particolarmente odiosi perché vanno a colpire la fascia degli anziani, di persone sole che spesso accolgono presso le proprie abitazioni questi personaggi senza scrupoli che pur di far sottoscrivere contratti o acquisire i dati personali appunto di queste persone non esitano appunto a compiere queste truffe. E nella rete di un trentenne già conosciuto alle forze dell'ordine è caduto un uomo di 88 anni di Castelfranco Veneto. Il truffatore si è recato a casa della vittima presentandosi come rappresentante di una società fornitrice di utenze domestiche. Così, dopo aver parlato con lui, gli ha fatto firmare un contratto per un cambio di utenza. Nulla di anomalo fino a quando nella posta dell'anziano sono arrivate bollette anche di altre utenze, gas, metano ed energia elettrica di cui lui non ne sapeva nulla. Insomma, il trentenne avrebbe sostituito i precedenti contratti di servizio intestati all'anziano allo scopo di ottenere le provvigioni. L'88enne, per verificare, si è fatto inviare le copie dei contratti e una volta accertata la firma falsa apposta dal trentenne ha presentato denuncia ai carabinieri di Castelfranco. L'uomo è stato denunciato per i reati di falsità materiale commessa da privato e truffa. L'appello dei carabinieri. La raccomandazione è di fare attenzione, di non far entrare in casa nessuno che non si conosca e in caso di dubbi di avvisare subito, chiamare subito i carabinieri, il 112, le forze dell'ordine e anche nel caso in cui si dovesse subire, essere vittime in questi fatti, superare quella che può essere una naturale vergogna e denunciare, perché solo attraverso le denunce possiamo avere contezza, ecco, di questi episodi e poter riuscire a indagare e contrastare questo fenomeno.